Dateci la possibilità di metterci in regola, l'appello dei Vucumpra di Jesolo, gli abusivi si raccontano ai nostri microfoni, la nostra giornata vissuta in fuga. Continuano intanto i blitz anti-abusivi della Polizia Provinciale. Oggi a Cavallino Treporti gli agenti hanno sequestrato borse e portafogli abbandonati dai Vucumpra in fuga e proprio i Vucumpra si raccontano ai nostri microfoni, lanciano anche un appello, metteteci in regola, chiedono come accade a Riccione. Sentiamo. Che lavoro fai? Io Vucumpra. C'è chi lo fa da una vita e chi invece da qualche mese. Chi lo fa per scelta e chi invece per necessità. Tutti però ammettono di ignorare le regole. Sì, io sono qua a vendere abusivo, perché voglio vivere. Non mi rubo. Sono gli immigrati che passano tra gli ombrelloni con la speranza di piazzare la merce che tengono in mano, affidandosi anche a qualche slogan. Muri sciappa sono io. Io lavoro, vivo e lascio vivere. Ed invece la vita per loro è diventata assai difficile, soprattutto dopo la multa comminata alla turista austriaca che aveva acquistato da un venditore ambulante una borsa contraffatta. Perché loro non vogliono che noi vendiamo le robe qua, capito? Quindi se ho visto le polizie qua, io esco, poi vai via, capito? E basta. Non negano di vendere oggetti falsi a prezzi stracciati e neppure negano di riuscire a racimolare qualcosa. Ogni tanto io guadagno 20, ogni tanto io guadagno 10 euro, capito? Non è che noi viviamo qua per guadagnare 100 o 200 euro al giorno, no? Se ci fosse la possibilità, ci metteremmo in regola anche qui a Jesolo, conclude Maurice, che cita l'esempio di Riccione, dove i venditori ambulanti da quest'anno hanno tanto di cartellino che certifica la loro licenza commerciale.